Ben ritrovati da Giuseppe Tamponi, siamo su Cassetto Online, la prima radio News 24 della Sardegna. Ci troviamo alla passeggiata coperta del Bastione di Saint-Rémy, a Cagliari, in occasione della manifestazione Belle Époque. Siamo qui in compagnia di Claudia Cabizza, ispiratrice e organizzatrice della manifestazione, a cui chiediamo di parlarci un po' di questo evento. La manifestazione Belle Époque nasce dalla sua gemella la Domenica alla Grand Jatte, che è un evento che noi facciamo ormai da più di 10 anni ai Giardini Pubblici di Cagliari, che come vedete è un evento a tema vittoriano steampunk, e in occasione invece del centenario dei festeggiamenti del centenario della morte di Ottone Baccaredda abbiamo deciso, grazie all'opportunità che ci ha dato il Comune di Cagliari, di trasferire la manifestazione all'interno di uno dei salotti storici della città per poter far riprendere nuova luce a questa bellissima passeggiata, per riportarla allo splendore di quello che era un tempo. Quindi con tutti gli abiti che potevano essere quelli del periodo, con incontri come quello degli scacchi, che era uno dei passatempi in voga fine 800, primi del Novecento, il tè, perché abbiamo anche un piccolo salottino per il tè, che era anche quello un altro dei passatempi, stavolta per le signore, e altre piccole cose, come per esempio, non piccola in realtà, il ballo che si terrà in chiusura della manifestazione, una rievocazione storica in realtà, al contrario di quella che è la manifestazione principale, che è molto più goliardica, quindi comunque tutti sono invitati a partecipare in abiti più o meno rievocativi. E ritornando a quello che stavo dicendo, quindi la manifestazione si concluderà questo pomeriggio con un ballo che sarà tenuto dai vittoriani itineranti che sono qui accanto a me, ospiti per tanti anni della Grand Jatte e immancabili in questo ultimo evento che stiamo organizzando. Allora Claudia, ti voglio chiedere, ti aspettavi un successo di pubblico così importante e un gradimento altissimo espresso dai numerosi visitatori che abbiamo avuto modo di intervistare? Allora, sì e no, in realtà perché la Grand Jatte è un evento seguitissimo. Ormai noi siamo arrivati all'11ª edizione che si terrà nel 2023, quindi sì, abbiamo tanto seguito, è un evento che piace molto. No, perché comunque è un evento che è stato organizzato in tempi molto ristretti e in un periodo che non è quello solito, perché noi generalmente la facciamo in primavera. Stavolta in periodo natalizio, tra l'altro 2 giornate feriali, è stato un po' un azzardo, e in realtà il pubblico, come al solito, ha gradito tantissimo l'iniziativa e ha deciso comunque di seguirci in questo nuovo evento. Benissimo, complimenti e grazie a Claudia. Adesso vorrei intervistare il nostro Alessandro Casula dei Vittoriani Itineranti, che ci spiega un po' anche lui un po' la situazione, ci dà qualche ragguaglio in più sulla manifestazione. Siamo intervenuti in questa manifestazione grazie all'invito di Claudia e noi volentieri, come sempre anche per la Grand Jatte, siamo presenti con il nostro gruppo. Per questa occasione, per l'appunto, abbiamo un abito uomo in frac, le dame l'abito da ballo. Per quanto riguarda più i dettagli magari possiamo far parlare la nostra amica Sì, Anna Ru. vorrei presentare Anna Ru e chiedere la cortesia per i nostri ascoltatori e il nostro pubblico di illustrarci alcuni dei meravigliosi abiti che indossate. Allora, rigorosamente per il ballo gli uomini usavano il frac, come potete vedere dalle immagini, con il cilindro, questa giacca corta, la vita e lunga dietro, e il pantalone che cade giù quasi a sigaretta e ha una banda sulle parti laterali del pantalone. Mentre la ricchezza ce l'abbiamo nell'abito femminile, con questi bellissimi abiti arricchiti con dei pizzi, merletti, con tessuti di pregio, sono tessuti di seta, damascati. La cosa importante di quest'abito che noi usiamo per il ballo è la crinolina. La crinolina dà questa ampiezza voluminosa alla gonna,
è un abito di metà 800 e viene usato soprattutto per le feste di gran pregio e sono usate per i galà, per le festività. E noi siamo stati contenti questa serata di venire qui grazie all'invito di Claudia e poter ballare, poter far vedere a tutti quelli che verranno qui qual era lo sfarzo e la meraviglia del tempo. Noi abbiamo avuto le lezioni di ballo grazie alla nostra insegnante, che è Francesca Perseu, e siamo ben felici di mostrare al pubblico cagliaritano qual è la nostra passione. Benissimo Anna, grazie. Sicuramente i nostri ascoltatori saranno molto incuriositi e guarderanno con attenzione poi le immagini che facciamo vedere anche per il ballo, a cui parteciperete anche voi. Quindi una manifestazione molto elegante, una manifestazione di classe che nobilita la città di Cagliari. Grazie ovviamente a chi ha messo l'impegno e ha dato la profusione del suo impegno. Vi faremo vedere anche altre interviste, intervisteremo anche alcune altre persone qui presenti e vi invitiamo a seguire il nostro servizio perché sarà molto interessante e ci sarà il momento clou del ballo che sarà forse il momento più importante di questi 2 giorni meravigliosi. Siamo qui con Roberta e Paolo, partecipano a questa manifestazione e vorremmo chiedere a Roberta di parlarci del suo splendido abito. Grazie per lo splendido abito. No, diciamo che è stata una mia idea e poi una bravissima sarta mi ha aiutato a confezionarlo. Sono delle parti costruite da lei e delle parti invece che avevo già e che abbiamo messo insieme. Bello, l'accostamento dorato e nero erano i colori che qualche anno fa preferivo in assoluto. Veramente originale, gradevolissimo direi. Vorrei chiedere a Paolo tue impressioni su questo evento, su questa manifestazione. Innanzitutto grazie, avercene, comunque sia, comunque vadano e comunque risultino alla fine, perché a criticare siamo bravissimi sempre, questo non va bene, questo va bene, e invece no, dico avercene perché è bello, vedi cose nuove, Cagliari è una città che ne ha bisogno estremo, e aiuta noi stessi, stimola la fantasia, il divertimento, non basta mai, sicuramente. Bellissime parole che condivido ampiamente e che sicuramente sì, eventi come questo sono molto originali, particolari, diversi dal solito, si fa un tuffo nel passato, si scoprono cose nuove, particolari. Certo. Sì, Cagliari avrebbe proprio bisogno di averne tanti di questi eventi, però oggi godiamoci questo bellissimo evento in compagnia di tantissime persone, il pubblico arriva numerosissimo, ammirano tantissime creazioni originali, bellissime anche come le vostre, quindi vi faccio i complimenti. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Alessandra Falda che partecipa a questa meravigliosa manifestazione e con delle sue creazioni veramente originali e particolari, veramente interessanti, e voglio invitare Alessandra a spiegarle al nostro pubblico. Perfetto, ciao a tutti. Parto da me, direi di iniziare da me, no? Innanzitutto. Allora, il mio personaggio si chiama Ghia ed è l'Amazza Zombie. È un personaggio nato in totale pandemia e per me è molto significativo, raccoglie tante cose che mi hanno tenuto prigioniera in quel periodo che non potevamo esprimerci. Finalmente adesso è uscito allo scoperto e sono felicissima di questo. E dopo di me abbiamo Beatrice che interpreta un'Alice un po' particolare che è sopravvissuta ad un esperimento quasi apocalittico, l'ha portata all'Apocalisse. Ha 10 anni e si è prestata per questa... ne compirà tra poco 10, ma si è prestata per questa occasione. Poi abbiamo Riccarda che è la mia mamma, ci tengo a dirlo perché io sono riuscita a trascinare tutta la mia famiglia. Lei arriva dall'avventura del Moby Dick ed è qui per poter raccontare a tutti ciò che ho visto e ciò che ho vissuto ed è una viaggiatrice.
guerriera delle bambole, è colei che protegge le bambole, ma è anche significativa perché arriva da un mondo dove tutto si può salvare. E poi abbiamo Dane, che è Francesca, e rappresenta la musa a cui si ispirò Clint negli anni migliori della sua, chiamiamola, carriera d'artista. Siamo in compagnia di Barbara, Elisa e Martina, tre bellissime ragazze che stanno partecipando a questa meravigliosa serata, e vorrei chiedere a Barbara che ci parli un attimino del suo outfit. Allora, è un outfit gothic steampunk, assolutamente inventato. Ho fatto fare la gonna da una sarta e il resto sono cose che avevo, diciamo, un po' riutilizzate in modo diverso, ecco, con un po' di fantasia. Fantasia è importante. Esatto, sì, assolutamente. Non guasta. Soprattutto. Sentiamo anche Elisa. Anch'io steampunk, un po' meno gotico, la gonna l'ha creata mio padre, il corpetto lo possedevo già, tutto il resto, dalla collana ai vari accessori attaccati, sono una mia creazione insieme alla borsa. Invece Martina. Anch'io sono steampunk e diciamo che sono messo insieme un po' di pezzi, il corsetto è di Elisa, gonna, accessori sono stati tutti un po' presi da vecchi eventi, comprati, riadattati, eccetera, sempre con creatività. Esatto. Allora, una vostra impressione sulla serata, su questa meravigliosa serata? È bellissima, la location si presta secondo me molto bene all'evento, qui è molto tranquillo, molto molto bello. Bella atmosfera. Ben organizzata, ben organizzata. bellissima, poi tutte le persone sono straordinarie, cioè si riesce a interagire, a parlare, conoscere un sacco di cose nuove, molto molto bello. Siamo con Valentina, partecipa a questa bellissima manifestazione e vorremmo chiederle gentilmente di parlarci del suo abito. Certo, allora il mio abito si rifà a quel momento, quel decennio tra il 1850 e il 1860 in cui inizia a diffondersi la crinolina, quindi la struttura che va un po' a sorreggere quella che è la gonna, quindi la gonna si fa ampia, soprattutto la gonna da ballo. Quindi è stata creata una gonna a ruota con faldoni, rifacendomi un po' quelli che sono i quadri dell'epoca e i pochi vestiti ancora rimanenti, quelli originali ovviamente. A tutto ciò, essendo inverno, tra virgolette, perché in realtà siamo ancora in autunno, se non per dire primavera, visto la temperatura, ho aggiunto ovviamente una cappa in velluto, perché sempre in questo momento che un po' questa stoffa inizia a diffondersi, quindi poi sempre andando a studiare quella che poi è anche la storicità del vestito. E sotto ovviamente c'è un bustino molto aderente, che è sempre il momento, gli anni 50, 60 e l'800 sono quel momento in cui trionfa il bustino, inizia insomma a prevalere il vittino da Vespa, e poi invece con le proporzioni molto più ampie della gonna. Le nostre ascoltatrici ed ascoltatori saranno molto incuriositi, ha fatto una bellissima descrizione del suo abito e vorrei adesso parlare con Liliana e vorrei che anche lei ci descrivesse questo meraviglioso abito. Allora, l'abito che porto è intorno 1800-1850, anche questo abito è a ruota, la gonna a ruota, con sotto la crinolina, perché comunque le gonne devono essere vaporose. Sotto ho il bustino, sempre che fa il nido di Vespa, con tutti i pizzi e i merletti, e l'ho abbinato a una stola bianca, essendo un abito da sera. Essendo in questo periodo automaticamente c'è un po' di fresco e in più ho aggiunto anche il manicotto per riscaldare le mani. Siamo con tre nuovi amici, Davide Meloni, Steam Beer. Chiediamo qualche informazione e qualche dettaglio da dare al pubblico sull'outfit. Okay. Questo qua è... Allora, innanzitutto parliamo del nostro gruppo che è Steampunk Sardegna, e noi ci occupiamo di fare i costumi steampunk, che diciamo due parole, che è praticamente nell'epoca vittoriana e la fantascienza nell'epoca vittoriana.
ok? E noi interpretiamo con la nostra fantasia questi abiti. Io sono Babbo Natale perché, visto mi sono ispirato al periodo, e niente, sono tutti abiti che facciamo noi, usiamo anche molti pezzi ricicliamo pezzi, insomma, quindi per fare gli abiti. Come potete vedere ci sono anche maniglie, ci sono vecchie maniglie di vecchi armadi, tessuti che comunque gente che non userebbe, noi li usiamo, e quindi facciamo questo genere di abiti. Ci siamo riuniti da poco in un gruppo che si chiama Steampunk Sardegna e queste sono le mie colleghe. Molto interessante e molto curioso, molto particolare. Complimenti perché è una bellissima iniziativa. Vorrei parlare anche con Francesca Nonne e sentire un po' qualcosa anche sul suo outfit e anche sulle impressioni su questa serata. Allora, l'outfit anche il mio ovviamente è stato ispirato perché questa serata era tanto attesa perché è l'edizione invernale della manifestazione della Grand Jatte che normalmente si teneva in primavera, fra la primavera e l'estate, ai giardini pubblici. È da tantissimi anni che Cagliari ospita una manifestazione che è comunque una delle più ricche. Io sinceramente sono stata a diverse manifestazioni anche all'estero e quella di Cagliari in rapporto alla popolazione è veramente molto ricca, molto importante. È normalmente appunto una manifestazione primaverile estiva, quest'anno siamo finalmente riusciti a rifare la manifestazione in inverno in questa location e quindi abbiamo scelto un tema un po' più colorato perché normalmente lo steampunk ha dei toni un po' più cupi, ispirandosi anche all'epoca vittoriana, quindi anche alle scoperte della rivoluzione industriale, in genere è un po' più dark. Esatto, bello, bellissimi outfit. Vorrei parlare anche con Valentina Di Muru, Cusiduras, e sentire anche un po' qualcosa sul suo outfit e anche sulla manifestazione. Sì, io come ha già detto Davide, realizzo da me, come ha detto anche la collega, tutto quello che indosso è realizzato da me. In questo caso ho utilizzato del similpelle che dovrebbe essere in teoria non da abbigliamento, ma ovviamente viene trasformato perché è realizzato su misura da me, e tutto il resto lo stesso sono gli accessori, utilizzando un vecchio bastone di un ombrello per esempio, che non si direbbe ma può prendere una vita totalmente diversa. Anche il mio abito è, grazie a questo periodo natalizio, è abbinato alla manifestazione proprio di dicembre e interpreta in questo momento lo spirito del Natale passato.